Offerta da Zero Graphic. Buonasera, siamo pronti per una nuova puntata con le nostre Pro Loco protagoniste e questa è un'altra sfida importante perché le due Pro Loco si sono già incontrate in passato, quindi c'è una sorta di voglia di riscatto delle due Pro Loco, ma soprattutto in particolare per una che è uscita sconfitta da quella sfida, ma andiamo subito a presentarle, partiamo da chi è riuscita a battere l'altra Pro Loco, che è la Pro Loco di Buia con François Capitano. Ciao François. Ciao. Com'è andata? Siete stati secondi classificati la scorsa edizione, com'è andata dopo? Ti hanno rivisto, ti hanno riconosciuto, com'è stata? Sì, ho avuto... Hai avuto successo, possiamo dirlo? Sì. Bene, ma anche il vicepresidente della Pro Loco di Buia, Stefano, ha sempre avuto un grande successo, cioè a te non serviva venire in televisione, no? Non lo sapevo, però mi fa piacere. No, ragazzi, grazie per essere tornati qui in studio. Con François l'anno scorso ci siamo collegati via Skype e grazie al fatto che c'è il Green Pass, quest'anno ritorniamo in studio. E François l'anno scorso era riuscito a battere via Skype Fogliano, re di Puglia, presente qui con Elisa Capitano. Bentornati. Grazie. Elisa, François è stato fortissimo l'anno scorso. Sì, ha fatto una bella rimonta. Sì. Quindi c'è voglia di riscatto questa sera, Sì, Hai fare bella portato figura. Una squadra fortissima. Certamente. Hanno portato i rinforzi da Fogliano, quindi mi raccomando, anche per voi. E invece lei sempre fortissima, imbattibile, la nostra Serena Fogolini della Società Filologica Friulana. Bandi, buonasera a tutti. Ed è imbattibile soprattutto sui suoi giochi in friulano, quindi vi siete preparati? Fogliano avrà un po' di difficoltà. Sì. Però confidiamo nei nostri potenti mezzi. Nei vostri potenti mezzi. Esatto. François, che invece è originario della Francia, è uno che ormai mastica bene il friulano, no? Sì. Lo testeremo, Serena. Ma sui propri tessenaose di via di queste sfide. Va bene. Allora, pronti con le vostre pulsantiere per conoscere il primo argomento, il nostro cubo virtuale e quindi il primo quiz della serata. Andiamo. Parliamo di Venanzio Ortis. In quale disciplina vinse l'oro nel 78 agli europei? 3.000 metri, 5.000 metri, 10.000 metri maratona. Fogliano, re di Puglia, dà la risposta esatta perché si ricordava questo successo. François, tu non sei sportivo? Poco? Non conoscevo Venanzio Ortis. No, adesso lo sai. Esatto. Allora, Fogliano conquista i primi 5 punti, andiamo avanti e vedi quindi la voglia di riscatto di Fogliano si è subito fatta vedere. Andiamo a vedere invece il prossimo argomento, il nostro cubo virtuale. Cultura, avete più tempo e più punti in palio, 30 secondi. Chi distrusse il castello di Sofumbergo nel 1441? I veneziani, i cividalesi, il conte di Gorizia o i Savorgnan? Buia dice il conte di Gorizia e non è corretto. Fogliano dice Savorgnan. E invece Serena, i cividalesi. Sono i cividalesi, sì, Savorgnan per dire la verità, entri in un tic in te storie dal chistiel di Stauffenberg, che per altri ha una divinienza tedesca, perché il toponimo antico era Scharfenberg, che vuol dire quel a spice ripit, e era conosciuto in passato tanto che la perle dal Friul, perché era la residenza estiva dai patriarci e proprio perché dal 1420, quando il Friul, come che Beno Savina al ven conquistato di Vignesie, al den ordinato dalla Serenissima di Sdrumalu e il compito di Sdrumalu alle proprie dal Cividales.
Bene Serena, Fogliano rimane a 5 punti, Bui a 0 perché non togliamo punti, nemmeno in questa edizione, quindi tranquilli. Andiamo avanti, andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento. Sport. Il pallavolista friulano Franco Bertoli ha gareggiato in quali edizioni delle Olimpiadi? Seul 88, Mosca 80, Montreux 76, Los Angeles 84. E qui non poteva sbagliare sto giro, François. Te lo ricordavi? Mi è arrivato il suggerimento. Ti è arrivato il suggerimento? Sì. Bene, meno male, vedi che la squadra ti sta dando una mano questa volta. Bene, allora vediamo la situazione, 5 punti Fogliano, Bui a 4, perché? Perché scalano i punti a seconda del tempo che ci impieghi per dare la risposta e quindi c'è sempre un massimo di 5 punti a un minimo di 2, mentre per il quiz di cultura si va da 10 in giù. Andiamo avanti e andiamo a scoprire il prossimo argomento nel nostro cubo virtuale. Enogastronomia. Parliamo delle città del vino. Quanti sono i comuni del Friuli Venezia Giulia che aderiscono all'Associazione Nazionale Città del Vino? 17, 22, 28, 9. E C. Bravi, sono 28. Elisa, non te li chiedo. No. Però sono 28 e ci sono 28 comuni e 2 pro loco che aderiscono all'Associazione Nazionale Città del Vino, quindi è così, è corretto, 28. Brava, te lo ricordavi? Ti hanno suggerito? Un po' suggerito, però qualcosa ricordavo dopo, perché avevamo la proloco di Butrio, se non Brava, sbaglio, anni quindi, fa, e mi ricordavo qualcosa, però mi hanno confermato poi. Proprio nell'Associazione Nazionale Città del Vino. Andiamo avanti, andiamo a scoprire il prossimo quiz nel nostro cubo virtuale, sempre in vantaggio Fogliano. Cultura, qui avete 30 secondi e un massimo di 10 punti in palio. Quali personaggi mitici dell'antichità sono scolpiti in Piazza Libertà a Udine? Romolo e Remo, Ercole e Caco, Cocchi Renato, Ettore Achille. Avevo paura che qualcuno dicesse Cocchi e Renato, in effetti, però insomma era facile questa Serena. Sì, era facile, credo che anche Fogliano di Puglia in realtà lo sapesse un evore bene. In verità sono conosciuti più tanto che Florian e Venturin e Ercole Caco assicciati in Cumò dal 1671 in te Place Libertat, che Cumò è chiamata Place Libertat. In verità però avvegni di un altro palazzo, che era il palazzo dai Torians, che si chiamava che Cumò ai Place 20 di settembre, che avvenne sdrumato in tale vostra dal 1671 per volontà dal Consiglio dei Dis di Vignesie e pensai che il palazzo dai Torians viene stato dai cons della Torre al Vensdrumat perché uno dei personaggi più particolari e più tristi che ho visto in Friuli da quel periodo è il conte Lucio della Torre e si invidi a scandagliare, a studiare, a viodi un altro su di lui o resterei spadabon con la bocchia di arte di tan triste che agliere. Brava Serena. E vedete che in questo momento, Serena mi dà una mano per vedere i numeri, Bui è in vantaggio, 14, sì, e Fogliano 9, quindi questa è la situazione. I primi quiz sono terminati, ma lanciamo il primo proverbio in friulano, quindi esce la grafica, Serena, lo leggerai e poi la proloco che è in svantaggio, quindi Fogliano, subito dopo la pubblicità avrà la possibilità di rispondere, quindi ha un po' di tempo per pensarci. Vediamo il proverbio. Ni femmine ni tele ai lus de chiandele. Allora noi vogliamo sapere che cosa si intende dire, non la traduzione. Naturalmente la traduzione può aiutarvi, però vogliamo sapere che cosa si intende dire con questo proverbio. Elisa e tutta la sua squadra adesso ha un po' di tempo per pensarci e anche a casa così ci penseranno
e così dopo la pubblicità capiranno se la risposta è esatta o meno. Se la Proloco di Fogliano Re di Puglia sbaglia, diamo la possibilità a Buia di rispondere. Quindi ci vediamo dopo la pubblicità, Lo sapevo, con il primo proverbio della serata. Tra poco. Eccoci qua, bentornati a Lo sapevo, la sfida tra le Proloco di Buia e Fogliano Re di Puglia. Ci siamo lasciati con il primo proverbio della serata, dove durante la pubblicità tutte e due le Proloco, devo dire, si sono consultate, proprio perché se Fogliano dovesse sbagliare, Buia ha la possibilità di rispondere. Allora Elisa, ti sei consultata con tutta la squadra, ma prima rivediamo il proverbio, lo legge la nostra Serena Fogolini. Lo rivediamo in grafica. Sì, Lulein un'altre volte. Ni femmine, ni tele, ai luz dei chiandele. Che cosa intende dire? Che le cose bisogna vederle bene, a luce piena, ma che è una luce anche metaforica, perché la luce dei candele è una luce fioca e invece le scelte bisogna farle chiaramente o con tutte quante gli aspetti, insomma, visibili, ecco, delle cose. Una super spiegazione, disares un'evore Sì, ma la traduzione la puoi dare tu? Allora, né donna né, Né tela tela alla luce della candela. Ok. È un detto che esiste anche in italiano, peraltro esiste anche per Sartre, per Sardegnol, ma io lo leggo per Furlan, claro, che se no fa brutte figure. E i due temi di comparazione sono la donna e la tela, nel senso di la cosa di valore, la roba, il disaressin, no? Esatto, il Nestriberga. E appunto bisogna fare attenzione anche a si sielzin lis robis e che è un po' il contrario di a cavallo donato non si guarda in bocca, che scassi, anche una la di fa una sielte, la deve valutare con un evore di criteri. Bravi, brava Elisa e brava la squadra. 5 punti conquista la Proloco di Fogliano Re di Puglia e si arriva alla parità, pensate, 14 punti per Fogliano e 14 Buia. François, avresti dato questa risposta tu? Sì, ci eravamo consultati e eravamo riusciti a trovare, insomma, una risposta equilibrata ed era questa. Vabbè, comunque c'è un altro proverbio dopo e poi ci sono tutti i giochi in friulano. Prima però ripartiamo con i nostri quiz, quindi con le vostre pulsantiere e con il nostro cubo virtuale che ci indica il prossimo argomento. Parliamo di Picolit, ben noto vino passito friulano, era apprezzato da quale personaggio della cultura però? Carlo Goldoni, Virgilio Omero o Alessandro Manzoni? Goldoni? L'ho sentito fin qua, il suggerimento. Bravi ragazzi di Buia. Bravi? Brava, perché ho sentito una voce femminile, la ragazza Moretta là in fondo, brava, brava. Brava. Vedi che Stefano ci tiene a applaudire a lei. Invece sono stati veloci loro. Sono stati veloci loro. Elisa, per esclusione. saresti arrivata anche tu a questa risposta. Però non sapendolo, andando per esclusione, sono stata più tempo. Va bene, quindi passa in questo momento in vantaggio Buia, ma andiamo avanti, scopriamo il prossimo cubo virtuale. E quindi il prossimo argomento. Territorio. Quale fiume separa le spiagge di Lignano e Bibione? Corno, Tagliamento, Stella, Lemene. Lemene. Tagliamento. Che risposta, Buia? Lo sapevi perché tu giri per quelle zone generalmente? No, non giro per quelle zone, però No? lo sapevo, quindi sono andato a colpo sicuro. E quindi adesso siete a dispiace, sono 23 stati più punti, veloci. Fogliano 14, sono stati più veloci loro. Mi è arrivato il via al volo, ma a tempo che Che è così. purtroppo è così. François è anche veloce Sì. quando ci mette. Sì. Vabbè, comunque continuiamo perché ci sono altri quiz, ci sono anche giochi friulano, quindi andiamo avanti e scopriamo intanto il prossimo argomento nel nostro cubo virtuale.
Parliamo di Katia Aere, friulana classe 71. Ha vinto il bronzo alle Paralimpiadi di Tokyo. In quale specialità? Scherma, handbike, judo, nuoto. Non è judo. E nemmeno scherma. Handbike. Non è, nessuno ha risposto. Allora andiamo avanti, andiamo a vedere se siete più preparati sul prossimo argomento. Intanto Buia è sempre in vantaggio, 23 punti, Fogliano 14. Cultura, 30 secondi più punti in palio. Quanti anni compierà nel 22 la scuola musicisti del Friuli di Spilimbergo? 200, 100, 110, 150. Velocissimo, Perché anche Fogliano voleva rispondere C. Sì. Sono troppo veloci, bisogna accelerare con i tempi. Giusto Serena, no 100? Giusto, 100, questa in effetti non potevi farle neanche io, nel senso che sono in Peolamit, una famiglia di musicisti. La scuola è nata dal 1922 su volontà di Lodovico Zanin e per iniziative dopo dal sindaco Ezio Cantarutti. E è una tradizione in realtà che dalle mosaiche che è una antica, perché era presente già dal 500, 600, 700. Poi dopo tal vozent che musicisti e terrazziers sono là a Tor per forest a portare in denan la loro arte, qualcuno è anche diventata famosa, e in DDW la scuola ha per bon c'è tanti collaborazioni a livello internazionale e è una scuola per bon anche una vore siore di studenti che vengono di tutto il mondo. Brava Serena, davvero, e bravi anche voi a dare la risposta esatta. E infatti Buia adesso ha 33 punti, Fogliano Re di Puglia ha 14, però adesso ci sono davvero altri quiz e poi c'è un altro proverbio e 4 buste contenenti le parole in friulano. Quindi andiamo avanti e scopriamo il prossimo cubo virtuale. Territorio. Esclusi quelli ferroviari, quanti sono i ponti che scavalcano il tagliamento da Pinzano in giù? 7, 15, 12, 3. I ponti che scavalcano il tagliamento. Bravi, li hanno tutti contati a Fogliano. Ma chi ti ha dato questa risposta? Lui? Sì. Lui ragioniere, lui conta tutte le vie. Mi ha contato tutti i ponti, sì. Bravo, bravo. Sì. Quindi avete conquistato 4 punti che vi proiettano 18, Buia 33, ma adesso è arrivato il momento del nostro temutissimo gioco in friulano che è tra due lingue. Pronte le due buste, quindi Elisa, voi che siete in questo momento in svantaggio, ha la possibilità di scegliere o la 1 o la 2. 2. La 2, che è questa, sì, questa qui. Che cosa preferiresti, dall'italiano al friulano o dal friulano all'italiano? Uguale, differente. È uguale. Allora, Sì. la busta numero 2 Sì. è dall'italiano al friulano. A posto siamo, Allegria! Raga, dai, ce la possiamo fare, pensiamo positivo. Allora, ricordiamo che Fogliano non parla, No. cioè avete No. più cioè Sì. siete più legati a... Abbiamo una parlata comunque di natura veneta, su un strato di friulano, perché comunque c'è qualcosina, però è completamente sì, diverso dal friulano. abbastanza. Però ma magari questa trasmissione vi può Certamente. insegnare un pochino anche il friulano, Sì, sì. no? Sì, sì. Le ultime volte non è andata malissimo. Allora, È stato decente. dall'italiano parliamo di pesci qua, mi pare di capire. Sì. Elisa, pronta? Fatti aiutare. Pronta? Sì. Con la prima parola. Branzino. Branzin, Luccio. Lus, Sardina. Sardele, Sgombro. Sgombri, Branzino. Bransin, Luccio. Lus, Sardina. Sardele, Sgombro. Sgomber, Orata.
Orade. Delfino. Delfin. No. Branzino. Branzin. Luccio. Lus. Sardina. Sgombro. Sgomber. Orata. Orate. Delfino. Delfine. Branzino. Branzino. Luccio. Branzino. Lus. No. Ok. Sardina. Sardella. Sgombro. Sgomber. Orata. Orade. Delfino. Tempo scaduto. Delfino è dolphin. Beh, quella è un tic inglese, dolfin. Dolfino, dolphin. Ok. Dolphin, esca, poi c'era. Ok. La lestie, Squama. la Scae. scae, Scae. scae, Difficile. Lisca. la Lischie. lischie, E acciuga sardon. sardone. Sì. Ok. Quindi voi siete arrivati all'orata. 1, 2, 3, 4, 5. Beh, ma bravs, bravs. Dai. Sono i pesci che preferisce Elisa, no? Cioè, questi... Non mangi pesce tu? Sì, ho iniziato recentemente. Ah, vedi, allora eri un po' impreparata per quello. sì, non sai. esatto. Allora, caro il nostro François, la numero 1 a te tocca. Ma è contenta la ragazza, eh? Sì. Perché è dal friulano l'italiano. Quindi dovrò leggere io il friulano. E tu in italiano. 1 minuto di tempo, come vedi, se sbagli riparti. Si ricomincia. Dalla prima parola. Am, Amo. trute, Trotta. bisat, Anguilla. folp, Polpo. masanete, Granchio. ceu, O Cernia. sì. Cernia. ciavedon? No. Am, Ok. scusa, am. Amo. Trute, Trotta. bisat, Anguilla. folp, Polpo. masanete, Granchio. cieu, ceu, o cieu, Dipende dalla varietà, Ceu. comunque se tipo si dà sieu, ripartiamo con am, Amo. trute, Trotta. bisat, Anguilla. folp, Polpo. masanete, Granchio. ceu, Cernia. il Ma cefalo, Ah. era il cefalo. Poi già avevo detto detto serio. giavedon o chiavedon? allora ghiavedon, che è il Ghiavedon. ghiozzo, che però si può dire anche marson, e dunque abbiamo due famiglie, ghiavedons e marsons, sono nomi proprio di famiglie friulane, che chiappi il nome dal pes, dal ghiozzo. Poi c'era angudele, Sì, il latterino, che è il pessut picciul che si mangia in frittura e dut in tir, alle bon dut. poi schile, gamberetto, Il gamberetto. e vuate, rete, trappola. Esatto, con la integuate cadere nella trappola. Quindi loro sono arrivati fino a Masanette, quindi 5 anche 5 su loro. 5. 5 e 5. Ok. Ma mangi pesce tu, François? Sì, mangio pesce. Sì, ma non... non in friulano, Se lo mangio, non Stefano, parlo. bravo. Allora, vediamo la situazione. Dai, Buia siamo difesi con 38, l'onore. Fogliano di Puglia 23. Ma poi ritorneremo con i quiz e con un nuovo proverbio in friulano. Quindi ci vediamo tra pochissimo con altri quiz e con le nostre proloco che racconteranno anche con tutte le loro prossime iniziative. A tra poco, lo sapevo. Eccoci qui di nuovo assieme con le nostre proloco. Buia in questo momento in vantaggio, 38 punti, Fogliano di Puglia 23, è davvero forte questo François, Elisa, però insomma vediamo perché adesso ci sono altri quiz, c'è ancora un gioco in friulano e un altro proverbio. Quindi partiamo con il primo cubo virtuale, andiamo a conoscere il prossimo argomento del quiz. Avete più tempo e più punti. Giovanni del Zotto, il vero nome di quale grande artista del Rinascimento friulano? Gianfrancesco da Tolmezzo, Giampietro da San Vito, il Pordenone, il Pilacorte.
Non è il Pordenone. Quindi Fogliano può ancora rispondere. Giusto, Gianfrancesco Dato il mezzo. Bravi. No, sono sorpresi di aver dato la risposta esatta? Siete sorpresi? Perché mi è giunto da dietro il suggerimento, no? Quindi io ho schiacciato, ma non è che avevo... Però qualcuno non era convinto di aver dato la risposta esatta. No. Comunque è esatta. È così. Noi ci fidiamo abbastanza della squadra. Quindi bene, perché vedete che la situazione cambia con Fogliano che si avvicina un po' a 32 punti, Buia 38. Andiamo avanti, andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento. La pezzata rossa, parliamo appunto di enogastronomia, pregiata razza bovina friulana, trae origine dall'incrocio di vacche autoctone con tori di quale razza? Bigia alpina, Emmental, Neanderthal o Simmental? Non è bigia alpina. Tutti hanno risposto, ma in maniera sbagliata, che è Simmental. Serena, lo spieghi? Sì, allora la bigia alpina era una delle razze storicamente presenti in Friuli, insieme a un'altra varietà furlane che pensai già attaccata alla fine del 1900, intorno al 1970, avevano incrociate con la razza Simmental. La razza pezzata rossa friulana, così proprio era il nome, aveva messo dentro le liste des razzi esistenti di necessità nazionale torno il 1956, dall'85 il nome è diventata pezzata rossa italiana. Niente, voi sulla carne, no, niente da fare. Sto giro non è andata bene. Quindi mantenete questo risultato al momento con Buia a 38 punti, Fogliano di Puglia a 32. Andiamo avanti, scopriamo il prossimo cubo virtuale. Cultura, avete più tempo e più punti in palio. Da chi veniva invocato San Leonardo? Dai prigionieri di guerra, dagli appestati, dalle donne che lattavano, dai viandanti. Dai prigionieri di guerra. Brava, È stata brava la suggeritrice. Perché ha visto la foto, hai visto? Cioè il dipinto e lei ci è arrivata. Sì, più convinta. Brava. Molto sveglia questa ragazza, che si chiama? Jessica, brava Jessica, vedi che è stata molto intuitiva a guardare l'immagine. Va bene, quindi conquistate 8 punti a Buia, vediamo com'è la situazione, se riusciamo a vederla, eccola qua, Buia 46, Fogliano di Puglia 32. Ma andiamo avanti e andiamo a scoprire il prossimo cubo virtuale. Parliamo di Udinese, della tifoseria dell'Udinese che è gemellata con il supporto di quale altra squadra? Triestina, Lazio, Vicenza, Monza. Sempre Jessica o comunque una voce femminile che un'altra la ragazza la avete delle donne informatissime, François. L'abbiamo portate apposta. E invece voi? No, lui è stato più veloce. Lui è veloce, inutile da fare, bisogna fermarlo in qualche modo. Gli lancio il cellulare, ma non vorrei, insomma, è simpatico, mi dispiace. Allora, Buia mantiene così il vantaggio, 50 punti, Fogliano di Puglia 32, ma andiamo avanti perché ci sono altri quiz, altri giochi in friulano e quindi andiamo avanti a scoprire il prossimo argomento. In Italia sono parlate oltre al friulano altre 11 lingue minoritarie storiche. Quale di queste non è nell'elenco? Catalano, turco, greco, sardo? Il turco. Turco, giusto. Elisa non poteva sbagliare. No. Serena, insomma, era semplice secondo te?
Ma sì, per me che lavoro dentro il mondo del Furlan, sì, nel senso che il Furlan è riconosciuto anche l'enghe in grazie della legge 4/2 1999, che è appunto la legge per tutela delle minoranze linguistiche storicamente presenti sul territorio italiano, e in più dal Furlan sono altri 11 lingue, eslei, albanese, catalano, croato, che è il croato, partaliano, francese, franco-provenzale, Furlan, appunto, germanicis, greco, ladin, occitan, sart e sloven, e il Furlan dopo dal sart è la minoranza con più popolazione che la favela e che le capisce anche. Brava Serena e brava Elisa, aver dato la risposta esatta. Tu eri convinta di questa risposta? Sì, ma perché più che altro sapevo che il catalano e il greco erano lingue, il sardo anche, e sono andata per esclusione sul turco. Brava. Quindi questa risposta ti porta a 41 punti e voi a 50. E quindi è arrivato il momento del proverbio, del secondo proverbio. Quindi sempre Fogliano, che è in svantaggio, ha la possibilità di rispondere. Se sbaglia, risponderà buia. Andiamo a vedere il proverbio che leggerà la nostra Serena. Noi scarpe ben fatte che non diventi ciabatte. Io dico zavate. Io dico savate, ma dal Furlan standard Vabbè, dalle ma avete ciabatte. capito insomma di cosa si tratta. Noi vogliamo sapere che cosa si intende dire, come sempre, aiutandovi con la traduzione. Però insomma, pensateci un attimo, avete il tempo della pubblicità per pensarci, poi ritorneremo in studio e cercheremo di capire la risposta da parte della Proloco di Fogliano Re di Puglia, che se sbaglia invece poi c'è Buia pronta a rispondere con François. Tra poco, Lo sapevo, ci rivediamo. Eccoci qui di nuovo assieme a Lo sapevo con le Proloco di Buia e Fogliano Re di Puglia, pronte a dare la risposta al secondo proverbio di questa sera. Ma andiamo a rivederlo perché a casa sicuramente ci stanno pensando, Serena. Sì, allora lo tornino a lei anche perché a casa noi scarpe ben fatte che non diventi ciabatte. Allora, cara Elisa, ti sei consultata con Sì. tutta la squadra. Che cosa avete pensato di rispondere? Che cosa avete pensato? Che non c'è cosa ben fatta che alla lunga non invecchi e non stufi. E dunque? Che quindi qualsiasi cosa che all'inizio viene presa anche con grande entusiasmo, sembra bellissimo tutto quanto, però dopo comunque uno invecchia e poi comunque anche la vedi ogni giorno, la usi ogni giorno e diventa anche una ciabatta. Cioè nel senso perde anche il suo... Sì, è una sfumatura un po' presa tanto alla larga. Però devi valutare tu se va bene o se devi dare la possibilità a Buia, Serena, devi dirmi tu. Posso anche aggiustare il tiro se serve. No, io gli do la possibilità di aggiustare un momentino. Come aggiusto La il tiro? smire. Squadra, aiutatemi. Ok, puntiamo su una sfumatura che è appunto una cosa che è ben fatta e tutto quanto, che la usi pieno di entusiasmo, però poi alla lunga, che ce l'hai ogni giorno, che la vedi ogni giorno, praticamente anche ti stufa, insomma, viene anche forse un po' meno, viene meno considerata forse, ecco. Non ti va bene. Vi dice che mi dice buie, perché Beh, noi ci siamo consultati. Diciamo che la nostra sfumatura è un po' diversa. Noi la interpretiamo con non c'è oggetto, per quanto ben fatto o quant'altro, che alla lunga non perda valore e non si usuri talmente tanto da diventare tutt'altro oggetto. allora, Quindi il tempo in questo caso e l'utilizzo lo degradano. allora, dicono che io non gli do buone né a buie e né a Fogliano Re di Puglia per non fare tuarta di nessuno, il senso è che la bielecce è una
robe svoladie, no? Che dura poco, e dunque non bisogna concentrarsi sulla estetica, ma sulla robe concrete. Ok. Quindi ragazzi è andata così. Quindi nessuno con questi 5 punti, rimane la stessa situazione di prima, ma ritorna la sigla tra due lingue. Esatto. La sigla. Ritorna o no la sigla? Bene. Guarda, aiutatemi. Tra due lingue e sono 2 le buste, una Mi la dicono- puoi scegliere tu. Mi hanno detto 3. Ti hanno Ci detto. sono vibrazioni positive. Questa è la 3, tre. questa Esatto. così. Questa Sì. è la 3. E allora, tu preferisci Adesso la sempre carne, no? Va dal friulano all'italiano sarebbe meglio. dal friulano all'italiano sta gira, grande. allegria, è andata Grazie. bene. Grazie. Dal friulano all'italiano, quindi almeno avete provato da Sì, sia tutte una e che due, l'altra. dai. Sì. Ok. Busta 3, dico la regia, 1 minuto, se sbaglio Serena intervieni, L'argomento? Sicura? Bivare. Bivare. Bivare, ecco, vedi. Quindi montagna, il tema è Sono montagna. oronims dal Friul, ci museiso a passeggiadis su Palamont. Ah, Bivacco. Bivare, sono nomi di Bivare. montagne. ah. No. Bivaria. Bivare si dice? Bivare. Bivare, Bivare. io non... Bivaro? Mi sei fatti smasse difficili, che scolp, mi sa. Però se era un appassionato di Bivare. montagne magari. Dimmi. Bivara. Allora, sulla Bivare fai neanche lì esercitazioni militari. E ogni tanto al siamo messi porta al male. telegiornale. Sì, ok, ho capito il riferimento. Sì. Bovaro. Bovari. Bovaria. Allora, mi chiappi la colpa che li sei fatti smasse difficili, soprattutto per Foian Re di Puglia. Bivare è il monte Bivera. Bivera, ok. Bivera, sì. Poi c'era Montasio. Montasio, esatto. Chaval, Il Ceveda. cavallo. Chiavallo è il monte ok, Cavallo, Pordenonese. Poi Chianine o Cianine? La Chianine, che è il Chianine. monte Canin. Canin. Iulis. Gli Iulis sono gli Alps Le Iulis, Giulie. quindi le Poi Giulie. c'era la Zermule. Sì. La Zermola, Zermula. Navanze. avanza. Poi Chiadin o Ciadin. Chiadin, che è il Cadin in Chiadin, italiano, Chiadin. Mariane. che è la Mariana, E lui che è di Montmaior. di Vignice, e Montmaior, che è il Mataiur. Montaiur. Ok. Purtroppo no, Fogliano erano un po' fuori dalla nostra portata. no, quindi 0 per Fogliano. Allora, la 4 è per voi, quindi a questo punto dall'italiano al friulano e in questo caso si parla di altre Idronyms, passando dagli oronyms, dagli smons, a idronyms e dunque flums. Ok. dall'italiano al friulano. Partiamo dalla prima. Tagliamento, Tiliment, livenza, livence, cellina, celine, Occhio, che non le tagliamento, tagliamento, tiliment, livenza, livence, cellina, ciline, meduna, medune, tagliamento, no. Tiliment, livenza, livence, cellina, ciline, meduna, medun, tagliamento, tiliment, livenza, livence, cellina, ciline, meduna, Sì, sì. nidune, natisone, natison, piave, plaf, La plaf. la plaf, isonzo, isonc, no, tagliamento, tiliment, livenza, livence, il tempo è scaduto. ah. Allora, quindi fino a piave, isonzo era Lusinc. lusinc, timavo, Timau. varmo, var e zellina, La ziline. ziline.
Allora, loro sono arrivate fino a Piave, quindi 6 punti per Buia. Ma adesso è arrivato il momento di parlare con le nostre Proloco. Partiamo dalla nostra Marta, che è la presidentissima di Fogliano, Re di Puglia. La vostra è una Proloco molto attiva. Siete Grazie. molto bravi. Sì, siamo riusciti a fare parecchie cose anche quest'anno. Abbiamo appena concluso le escursioni appunto legate al tema del Milite Ignoto che abbiamo fatto in collaborazione, appunto abbiamo avuto il piacere di collaborare con il comune di Aquileia, quindi abbiamo concluso con gli esperti Grande Guerra queste attività che sono andate molto bene perché c'erano turisti veramente provenienti da tutte le parti d'Italia, quindi è stato un tema interessante anche appunto per i vari turisti. Adesso noi continueremo fino all'11 dicembre con le nostre escursioni Grande Guerra in collaborazione con Promoturismo e poi avremo varie iniziative più di carattere sociale in collaborazione con l'amministrazione comunale di Fogliano Re di Puglia proprio per il periodo natalizio. E poi appunto riprenderemo a pieno già da gennaio-febbraio con appunto i nuovi progetti anche in collaborazione con la regione, sia quelli didattici con le scuole che sempre appunto sul tema della Grande Guerra. Che bravi che siete, eh? Siete un bel gruppo e anche giovani, insomma, avete... Sì. Quanti siete in Proloco voi? Allora, come volontari siamo circa una ventina, adesso abbiamo da marzo un nuovo direttivo, ho il piacere di essere la presidente, abbiamo appunto qualche ragazzo giovane in più nel nostro direttivo, abbiamo un buon rapporto tra i volontari storici e quelli nuovi, lavoriamo appunto in forte sinergia e senza i volontari non si farebbe nulla, quindi veramente un grazie di cuore a tutti loro. Facciamo un applauso alle Proloco e a tutti i volontari di tutte le associazioni, davvero. Per la Proloco di Buia parla il vicepresidente Stefano, che è un po' un personaggione a Buia, no? Immagino richiestissimo, ecco, nelle grandi serate d'evento a Buia, no? Prego, Allora, raccontami un po' che cosa sì, farete. allora intanto io mi associo subito ai ringraziamenti per i volontari come ha fatto la Presidente di Fogliano perché veramente soprattutto in questi 2 anni i volontari hanno dato prova di grande spirito, di coesione che non è così scontato. La Probuia non si è mai fermata sostanzialmente, ha rallentato molto le sue attività nel 2020 come anche un po' nel 2021, però abbiamo cercato comunque di far sentire sempre la nostra presenza alla comunità con mostre artistiche, cercando appunto di dare un po' una speranza. Quest'anno abbiamo fatto la nostra sagra di monte non nel periodo consueto, classico, ma l'abbiamo fatta in agosto, ma era importante dare un segnale di ripresa, quindi abbiamo voluto fortemente questi 3 giorni. Oltretutto abbiamo sempre mantenuto le nostre iniziative culturali con le mostre degli artisti, le mostre a Sant'Ermacora il giorno del nostro patrono, quindi è molto importante. Adesso abbiamo ripreso noi già le attività con le scuole che ringraziamo perché sono sempre molto attive e disponibili. Abbiamo 3 eventi, uno vicino all'altro, abbiamo il 6 dicembre, abbiamo l'arrivo di San Nicolò per i bambini più piccolini dai 3 ai 7 anni. Che lui? Lo possiamo svelare? Non sei tu? Non lo possiamo svelare in l'arrivo di anteprima? San Nicolò. Arriva a San Nicolò, va bene. Di San Nicolò, Tu io sei sono San Stefano, non sono appunto, Nicolò, quindi, e non sono santo soprattutto. E in Piazza Madonna alle 17 per tutti i bambini appunto dai 3 ai 7 anni verranno accompagnati dalla Filarmonica di Madonna, dai bambini della Filarmonica di Madonna e dalla cittadina di Buia, quindi anche sinergia fra le bande. L'8 dicembre invece per i più grandini, con appunto la collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Buia, faremo l'accensione delle luminarie e l'inaugurazione del presepe sotto la loggia del municipio. E il 18 di dicembre, se non sbaglio, adesso faremo alle 17 l'inaugurazione delle mostre nel centro cittadino come avevamo fatto l'anno scorso, che era molto piaciuta, è una mostra statica per cui è possibile visitarla anche solo passeggiando. Per cui la Proloco di Buia è sempre molto attiva, grazie ai suoi volontari, sinergia tra giovani e come noi affettuosamente chiamiamo il gruppo IMPS, che è fondamentale, è veramente, sì,
Ha detto che fa spettacolo lui. No, è un termine affettuoso, però veramente se non ci fossero loro sarebbe molto molto più duro organizzare tutto, perché comunque noi siamo a lavorare e loro veramente danno una grandissima mano. Siete tanto giovani qui voi, no? Quindi chissà se il gruppo INPS lo raggiungerete realmente. No? Comunque. Diciamo speriamo, però comunque la bellezza della sinergia tra giovani e le persone che hanno più esperienza è fondamentale anche per il proseguo. In quanti poi siete della voi in Proloco? Allora, in direttivo siamo in 15. Voi fate parte tutti del direttivo? No, una parte? No, Okay. però che le persone che vanno e vengono magari durante le sagre, tutti i volontari, credo una cinquantina, una sessantina, insomma, di persone che ci vogliono bene e ci danno una mano. Io saluto con grande affetto il gruppo INPS, davvero, e mi auguro davvero di raggiungere il gruppo INPS, perché qua non si sa come andrà a finire, è vero ragazzi? Vabbè, Naturalmente questa sinergia, devo dirlo, è grazie alla nostra presidente che Annalisa saluto. Balandini, Salutiamo, che veramente sta facendo un grandissimo lavoro da diversi anni e ci tiene molto uniti, molto brava. Brava, questo è importante. Complimenti a tutte le Proloco del Friuli Venezia Giulia. E siamo arrivati al momento della proclamazione del vincitore. Ma se c'è appunto la Proloco che esce sconfitta, può essere ripescata. Quindi andate sulla pagina Facebook Lo Sapevo, i vostri like possono contribuire al ripescaggio della Proloco che perde la puntata di questa sera. È un esempio buia perché lo scorso anno avevano perso una delle prime puntate e sono stati ripescati e poi hanno raggiunto la seconda posizione per la scorsa edizione. Quindi anche il ripescaggio può essere poi utile per la vittoria finale o per il raggiungimento della finale. Andiamo a vedere chi ha vinto questa puntata allora. Buia 56 punti, Fogliano 41. Vince Buia. Pochi punti comunque di distacco, Vi ha penalizzato, dobbiamo dire, il friulano, Serena. Questa volta un pochino, piuttosto tanto, insomma, soprattutto però insomma i filologici, certo, sono così. Decidono, io mi tolgo la responsabilità, i filologici. Beh, comunque grazie a Serena Favorini perché è bravissima, ma lei deve fare il suo. Allora, l'invito è che di chiappà finché si può, a Mancul e di là torziamo al Friul, così la prossima volta gli smons o se un ticchignut plui, no? Preparati, come che loro invece stanno di là ora conosci i flums dal Friul, compagni, e bravi perché per da buona c'è Foian non era facile, non c'è i pes, educati sono arrivati a metà e dunque per da buon bravi che giovani di Buia che per da buon hanno messo la coda per noi, bisogna dire, no? Bravi ragazzi, Buia ritorna! Lo Sapevo, Fogliano, fatevi votare sui social, su Facebook innanzitutto, sulla pagina Lo Sapevo, ok? Quindi condividete la foto e poi fatevi appunto mettere il mi piace sotto la vostra foto che uscirà tra poco. Grazie alle nostre Proloco, grazie a Serena Fogolini della Società Filologica Friulana. Mandi, grazie. Grazie a te Alexis. Io ringrazio la mia giovanissima regia composta da Simone Caramaschi, Martina Beraldo e Chiara Miscoria. Queste sono giovanissime, anche noi adesso siamo più giovani. Grazie davvero alla nostra regia, grazie a voi per l'attenzione, ci vediamo sabato prossimo. Ciao. Questa trasmissione è stata offerta da Zero Graphic.